Professor Perulli, urbanistica, bene comune. Quando l'urbanistica e perché deve diventare bene comune? Perché riguarda tutti i cittadini, riguarda la popolazione di un comune, di un'area, di un territorio. La collettività protagonista nei processi e sviluppi urbanistici anche grazie alla conoscenza di norme e leggi per sanatorie e contro abusi, in estrema sintesi tra i temi affrontati dall'avvocato nonché docente universitario veneziano Gianfranco Perulli nel suo ultimo libro Urbanistica, bene comune, su per 9 edizioni, dove il cittadino viene considerato come utente attivo nella vita di comunità. Il bene comune perché il bene comune è qualche cosa di pubblico che però è di tutti. Ogni cittadino si renda conto che al di là della sua proprietà privata esiste una proprietà pubblica, una proprietà demaniale, una proprietà del comune, degli enti pubblici che è di tutti e sulla quale ovviamente la comunità deve esprimersi, può esprimersi nelle forme che il nostro ordinamento consente. 3.000 in totale gli appartamenti comunali pubblici chiusi e murati tra Venezia e terraferma, a fronte di altrettante maggiori situazioni anche di grave emergenza abitativa. Che fare? Volta per volta, nelle situazioni di un certo tipo, si possono creare dei ricorsi anche al giudice amministrativo, al TAR, al Consiglio di Stato, per tutelare posizioni appunto della collettività. La presentazione del libro a Mestre nella serata organizzata da Maria Laura Faccini racconta della progettualità richiesta dalla sua amata città. Questa Mestre potrebbe diventare molto perché ha tantissime possibilità ed è abitata da tantissime persone per bene che ogni giorno operano per il bene collettivo.